Benvenuti nel teatro della Scuola Civica di Musica di San Sperate. Il mio nome è Maurizio Ligas e sono il direttore artistico. Siamo qui oggi per presentarvi il progetto Streaming 2021, che consiste in diverse lezioni concerto dedicate ai nostri allievi e, perché no, per chi vorrà seguirci da casa. Siamo qui oggi con un ospite davvero importante, concertista, vincitore di diversi concorsi e attualmente docente presso il Conservatorio di Cagliari per la cattedra di pianoforte principale. Abbiamo con noi Giulio Biddau, benvenuto. Grazie, è un piacere essere qui. Io è da tanti anni che ho un legame con la vostra scuola civica e sono molto affezionato, per cui è sempre un piacere. Ti ringraziamo. Bene, io partirei direttamente con le domande, con la prima domanda. Come è nata la tua passione per il pianoforte? La mia passione è nata abbastanza per caso, un trasloco, un pianoforte della nonna che è finito in casa nostra. Io ho iniziato a prendere lezioni e ho incontrato la mia maestra Arlette Giangrandi Ekman, che è stata docente del conservatorio presso cui io insegno attualmente e che mi ha trasmesso una grande passione per la musica, tanto che nel giro di un paio d'anni avevo deciso che ne avrei fatto la mia professione. Nel giro di un paio di anni, quindi da che età hai appunto iniziato? Verso i 14 io avevo già deciso che avrei fatto musica. Ah, benissimo, benissimo. Ma diciamo in tutto il tuo percorso artistico hai avuto delle importanti collaborazioni, ce ne vuoi parlare? Sì, io ho avuto dei maestri che mi hanno molto aiutato, molto aperto la mente. Ho studiato a Roma, ho studiato a Parigi, ho incontrato Aldo Ciccolini, Sergio Perticaroli, Jean-Marc Luisada, solo per citarne alcuni. E poi anche nel mondo dei concerti ho avuto delle belle collaborazioni. Sono stato pianista solista con l'orchestra di Santa Cecilia a Roma, solista anche con l'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, con l'orchestra sinfonica siciliana, con l'orchestra nazionale di Montpellier. Ho suonato in Sud America, ho avuto di recente un premio dalla critica, ho suonato in Australia, in Cina, in Europa, un po' dappertutto. Insomma, questo periodo qui sembrano ricordi lontani perché stiamo riprendendo dopo un anno e mezzo di Proprio malattia. pensando ai ricordi lontani, ora ti faccio un'altra domanda. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Io ho un progetto che è il frutto di questi mesi di chiusura, che è un disco dedicato a Domenico Scarlatti che ho registrato proprio durante il periodo del primo lockdown. In giugno dell'anno scorso ho registrato la prima parte, la seconda l'ho registrata a dicembre e adesso con l'autunno e l'inverno uscirà, per cui avrò i concerti in cui lo presenterò. È un progetto a cui sono molto affezionato perché è una riscoperta di Scarlatti attraverso la storia delle edizioni. Io mi sono confrontato con Emilia Fadini, che era, perché purtroppo non c'è più, la grande specialista in Italia di Domenico Scarlatti, e quindi questo disco c'è tanto anche della sua eredità. Benissimo, considerato che tu tra poco offrirai, diciamo, quella che è la tua conoscenza, la tua preparazione agli allievi della scuola civica e appunto a chi vorrà seguirci da casa, ti faccio una domanda. Perché consiglieresti lo studio del pianoforte? Intanto è un viaggio bellissimo all'interno di se stessi, sia dal punto di vista della sfida di crescere, migliorarsi, imparare a comunicare con un linguaggio diverso, e poi anche da un punto di vista interno, psicologico, un'indagine dei propri sentimenti e anche una maniera di esprimerli e trasmetterli agli altri. Molto bene. Tornando al discorso della lezione concerto, che cosa ci proporrai oggi? Oggi ho scelto di proporvi una conferenza attorno a Robert Schumann e partirò proprio dalla fantasia in do maggiore per mostrarvi anche come questo compositore abbia attinto a piene mani dalle altre arti, dalla letteratura, dalla filosofia. È un compositore che
più di tutti ha incarnato l'ideale romantico? Sono certo che i nostri allievi saranno sicuramente molto affascinati da ciò che andrei a proporre. Siamo arrivati al momento conclusivo, quello dei ringraziamenti. Il mio ringraziamento personale va alla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, al Comune di San Sperate e di Uta e al nostro Consiglio di amministrazione che ha promosso questa iniziativa. A questo punto diamo spazio alla musica con Giulio Viddau. Grazie.
come vi dicevo prima, prima di cominciare io ho fatto una piccola introduzione per il nostro pubblico su Robert Schumann e Clara Schumann, questo amore che per tanti anni fu ostacolato dal padre di Clara. In questa sonata, questa fantasia che era nata come una grande sonata, vediamo proprio la citazione che Schumann fa di un Lied di Beethoven, An die ferne Geliebte, che è proprio la conclusione di questo primo movimento. Io vi voglio far sentire proprio per chiarirvi questo livello di citazione musicale carico di messaggi fra il compositore e la sua amata. Voglio farvi sentire proprio la citazione da cui è tratto. Questo è l'inizio del Lied di Beethoven. Avete sentito? E abbiamo appena sentito nella fantasia la citazione è chiara. Ora, per chi non parla il tedesco, che cosa vuol dire die ferne Geliebte? Vuol dire l'amata lontana. Ed era proprio un Lied di Beethoven. Vi voglio leggere il testo. E dice appunto: accetta dunque questa canzone diletta che io ti canto. Torna a cantarla a sera sull'aria di un dolce motivo. Poi ci sono le strofe intermedie e l'ultima: di fronte a questa canzone svanirà quanto ci divide tanto profondamente. Ciò che un cuore amante consacra raggiunge un altro cuore amante. Questo è proprio il messaggio di questo brano, che è un grande grido d'amore per la sua amata. Nell'epigrafe di questa fantasia, all'inizio, Schumann mette un motto di Schlegel, che era un scrittore, un poeta di quegli anni, che dice: fra tutti i suoni che riempiono il fantasioso sogno terrestre corre una melodia segreta per colui che presta orecchio. E io penso che proprio l'inizio di questa fantasia, con tutti questi suoni che si mescolano e poi la melodia che ritorna invece più piano, più leggera, rappresenti proprio questa direzione del messaggio, che è un messaggio che si apre a tutti, però contiene al suo interno un'ambasciata proprio, un messaggio d'amore per la persona che lui ama. Vi risuono l'inizio, così lo riascoltate con questa diversa prospettiva. C'è proprio questa distinzione fra tutti i colori del sogno terrestre, come diceva questa citazione, e poi alla fine questo canto che soltanto chi presta orecchio riesce ad ascoltare. Questo è una costante nella musica di Schumann, questa citazione nascosta per Clara. In un altro periodo della vita dell'autore passava
una famosa cantante che si chiamava Clara Novello. Era un soprano che era in tournée e che sia Robert Schumann che Clara Wieck ebbero modo di ascoltare, però in quel periodo dovevano stare ancora separati. Questa è una teoria. Allora Schumann, questa cantante si chiamava Clara, come Clara si chiamava l'amata, e quindi Schumann scrive un ciclo di brani che si chiamano appunto novellette, dove novellette rimanda all'immaginario fantastico, letterario, ma allo stesso tempo è un modo di celare questo doppio nome, Clara Wieck, Clara Novello, sempre Clara è, c'è uno scambio di persone, in un gioco quasi di sosia, di falsi sembianti che diventa poi il gioco degli innamorati. All'interno dell'ultima delle novellette Schumann inserisce una citazione da un brano di Clara e questa citazione, il brano di Clara, si chiamava Stimme aus der Ferne. Abbiamo sentito prima Ferne Geliebte, quindi è sempre la tematica della lontananza ed è una voce da lontano. E Schumann proprio nello spartito scrive Stimme aus der Ferne. Ve lo faccio sentire se riesco. Questa è la novelletta di Schumann in cui all'interno c'è questo tema che sentirete che viene un po' da lontano. E poi lo riprende più lirico. Insomma, è un continuo intrecciarsi di citazioni che diventano sentimenti, che diventano delle idee e che può cogliere soltanto chi lo sa. Su questa tematica del gruppo, dell'appartenenza, si sviluppano anche delle altre caratteristiche della scrittura di Schumann. Ad esempio, abbiamo tanti riferimenti nella sua musica a questa famosa Lega dei Fratelli di David, che è un nome abbastanza singolare, ma evoca propriamente la ribellione di un gruppo di artisti nei confronti delle prescrizioni accademiche che lui concretizza nella sua narrazione, che troviamo nelle lettere, che troviamo negli articoli,
li riconcretizza proprio con questo nome di gruppo dei Filistei. I Filistei erano i censori del nuovo modo di scrivere, la Lega dei Fratelli di Davide invece era questo gruppo di compositori che invece si spalleggiano e che rappresentano la nuova maniera. Poi non possiamo dire che ci sia una corrispondenza precisa fra persone fisiche e fra finzione letteraria, però diciamo che c'è un'evocazione di un sentimento di appartenenza, di cameratismo, di complicità che si riverbera in tanto del suo repertorio. Tanto che uno dei brani che lui scrive per i primi si chiama Davidsbündler Tänze ed è proprio le danze della confraternita di David. Però io vi ho suonato il primo movimento della fantasia. La fantasia è in 3 movimenti, dopo vi parlerò ancora delle ragioni che l'hanno portata alla sua scrittura. Mi interessa introdurvi il secondo movimento, giusto l'incipit, in cui secondo me si sente proprio questo sentimento di fratellanza. Sentite proprio la cifra della marciare insieme, marciare uniti, ed è una caratteristica che pervade un po' tutta la sua musica. La ritroviamo nei brani finali del Carnaval, la ritroviamo dappertutto nel Davidsbündler Tänze, ma è proprio una delle sue tematiche. Ecco, Schumann possiamo dire che per certi versi ha dei topos letterari. L'influenza della letteratura sulla mente di Schumann si sente già dall'inizio. Se noi prendiamo la prima, anzi la seconda opera del suo catalogo, che sono i Papillon, sentiamo che proprio l'aspetto letterario lo pervade completamente. All'inizio Schumann si era ispirato per questo brano dal Flegeljahre di Jean-Paul, uno scrittore romantico di quel periodo, cui poi Schumann preferirà Eta Hoffmann, che scrive questo racconto sull'amore per una giovane donna, questa Vina, in cui 2 personaggi, Wald e Fult, si contendono. Questi 2 personaggi rappresentano una tipologia ciascuno di loro. Uno è più artistico, più sensibile, più meditativo, e l'altro è più vigoroso e più presente. Vi voglio far sentire il primo brano dei Papillon, che poi viene ripreso nella ricapitolazione e che secondo alcune letture di questo brano sarebbe proprio quel motivo che viene cantato dal primo dei 2 contendenti all'amata e che poi viene ripreso dal secondo, che alla fine ha vinto la contesa amorosa. Per cui vedete come si trasforma e come si mescola anche con una componente di fratellanza.
ballo in maschera che conclude questo racconto, e quello che è molto divertente è quello che accade subito dopo quello che ho suonato. Ve lo suono, voi intanto pensate a un'immagine e vi dico io quella che è l'immagine che i critici hanno letto. È la chiusura del ballo, la festa è finita, rimane una piccola visione di quello che è successo e alla fine gli ultimi accordi e il libro della chiave che si chiude. Insomma, i riferimenti letterari della musica di Schumann, abbiamo detto, sono presenti e la pervadono tutta. Per quanto riguarda la fantasia, si incrociano con l'omaggio a Beethoven. La fantasia nasce alla fine degli anni 30, quando si parlava di erigere un monumento alla memoria di Beethoven a Bonn, e quindi c'è una raccolta di fondi cui partecipano tanti compositori e tutti quanti scrivono dei brani che possano essere venduti, che possano essere eseguiti proprio per raccogliere i fondi per questa costruzione. Tanto che questa fantasia di cui voi avete ascoltato il primo movimento e una parte anche del secondo, presentava dei titoli prima che ricordassero proprio sia il monumento sia l'omaggio al grande compositore. Il primo movimento, quello che voi avete ascoltato, si chiama Rovine. Si chiamava, poi dopo è stato tutto cancellato, non è stato dato alle stampe così, però esiste una copia di un manoscritto, il manoscritto Seneci, che mantiene proprio questi titoli. Di questo titolo Rovine, la cosa che viene in mente è la parte centrale che mantiene un titolo simile, questa che voi avete sentito. La dicitura di Schumann è im Legendenton, che vuol dire nel suono della leggenda. Quindi vedete che il riferimento al passato, al compositore, al monumento, alla celebrazione è presente. Poi il secondo si doveva chiamare Arco Trionfale e poi l'ultimo La Corona d'Alloro proprio del poeta. Alla fine Schumann decide di eliminare questi titoli, lo dà alle stampe semplicemente con le indicazioni della fantasia, le indicazioni di movimento per il compositore, per lasciare comunque un'immagine più universale, perché ognuno poi possa leggere all'interno della composizione quello che più gli parla. La dedica infatti di questa fantasia è fatta a Franz Liszt, altro grandissimo compositore dell'Ottocento, che era anche egli impegnato nella raccolta fondi per il monumento di Beethoven. Franz Liszt e Schumann in questa occasione si incontrano e Liszt parteggia per Schumann nella sua lotta per conquistare la mano di Clara, tanto che giunge perfino a fare uno sgarbo al futuro suocero del compositore, cui segue una ripicca, cui segue una controripicca, e tutto questo battibecco influirà sui rapporti fra Schumann e Liszt, perché a quel punto la questione era sfuggita di mano e Schumann e Liszt da quel momento in poi si odieranno. Si odieranno tanto che alla morte di Schumann, Clara, ormai Clara Schumann, decise di eliminare la dedica al compositore
e di autointestarsi la fantasia dedicandosela a se stessa. Poi fortunatamente la filologia ha messo mano a questo furto. Per chiudere questa lezione di oggi vi ho parlato un po' del primo movimento, vi ho parlato un pochino del secondo, vi vorrei parlare del terzo, in cui c'è l'altro grande omaggio a Beethoven, perché al di là della raccolta fondi quest'opera nasce come un omaggio al compositore di Bonn, ed è una citazione nel terzo movimento della fantasia, vi suono all'inizio di questo terzo movimento e poi vi faccio vedere. Ascoltate qui. Poi continuo. Ecco, adesso vi voglio far ascoltare un passaggio di un concerto di Beethoven che lo richiama molto da vicino. Questo è il movimento lento del quinto concerto di Beethoven, anche conosciuto come Imperatore, e vedete che all'interno della musica di Schumann questa è una citazione più esplicita, è una citazione che tutti possono cogliere ed è un omaggio al compositore per il quale Schumann si stava spendendo proprio per celebrarne la memoria.
questo richiamo tra i compositori, questo sodalizio artistico fra Schumann e la moglie, questa fratellanza fra Schumann e gli altri compositori è sicuramente un aspetto molto importante della sua musica, è anche un aspetto su cui riflettere, perché ci porta a vedere una possibilità del mondo artistico anche come collaborazione. Vi ringrazio per